A tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di sabato 18 luglio, prima corsa, riservata a cavalli di 4 anni, 10 dietro l'autostart, 1 Ajaccio, 2 Iron BLG, 3 Anita Ior SM, 4 Aber Kilubi, 5 Athena Francis, 6 Ardimentosa Luis, seconda linea 7 Amore Stecca, 8 Amiaciac SM, 9 Antartide DVS, 10 Alena d'Amore. I favori sono per Aber Kilubi, numero 4, BP dell'Annunziata in sediolo. Macchina che accelera e stacca in questo momento con la velocità di Iron BLG, veloci però anche Aber Kilubi e Athena Francis, che ingaggiano un bel duello sulla piegata. Insiste Athena Francis, vuole probabilmente trovare la corda, vedremo se Aber Kilubi glielo consentirà per poi tornare sull'avversaria. No, 200 metri però violenti, 13,8, poi sbaglia Athena Francis e così Aber Kilubi in vantaggio. Numero 5 Athena Francis squalificato e seguono a una decina di metri con Anita Ior SM che cerca di riportarsi sotto. Vediamo l'avanzata esterna invece di Ajaccio. Ajaccio progredisce gradualmente, raggiunge Aber Kilubi dopo i primi 600 metri di gara, ma intanto c'è un 28,4 per i primi 400 metri, davvero molto violenti. Insiste Ajaccio su Aber Kilubi e dopo 800 metri sembra già in grado di passare in vantaggio. A questo punto cerca di intervenire anche Amiaciac Ardimentosa Luis, ma non è ancora però passato Ajaccio, perché Aber Kilubi oppone resistenza. Il chilometro veloce in 1,14,4, a contatto rimane Iron BLG più indietro. Intanto il 400 alla conclusione con un parziale ancora svelto in 14,5 e duello che continua anche sulla curva conclusiva. A contatto c'è sempre Iron BLG, poi in terza ruota c'è intanto Ajaccio che cala, c'è lo scatto di Ardimentosa Luis avanza e a 100 dalla conclusione raggiunge Aber Kilubi un po' in difficoltà, passa Ardimentosa Luis e nel finale è Ardimentosa Luis che vince nei confronti di Iron BLG, mentre al terzo sbuca Amore Stecca 1,14,7. Subito arrivo a sorpresa a Cesena con Roberto Andreghetti che a quota di 5,95 porta al successo Ardimentosa Luis per conto di Giuseppe Citarella. Andiamo a rivedere l'arrivo, una assolo finale di Ardimentosa Luis che ha finito davvero per distacco, mentre hanno ceduto quelli che erano stati i protagonisti della prima parte della gara. Secondo posto per Iron BLG che si conferma comunque ottimo soggetto e alla terza corsa Cesena ottiene il secondo posto dopo la vittoria dell'ultima uscita e il secondo posto precedente. Rivediamo ancora l'arrivo con Ardimentosa Luis che ai 100 finali è padrona della situazione. Secondo posto netto per Iron BLG, mentre per il terzo, se è buono il trotto, è Amore Stecca a conquistarlo, perché ha un breve svarione ai 50 finali, ma pensiamo che non abbia perso la camminata. Aspettiamo comunque l'ordine d'arrivo ufficiale della giuria.